cappello, è nata una stella. La Treviso Half Marathon ha debuttato nell'entusiasmo generale in una domenica di caldo ed applausi, di scorci da cartolina e lodi all'organizzazione, guidata dall'ex azzurro Salvatore Bettiol. Alla fine ha trionfato il Kenya, ma la festa è stata generale. In prima fila i 2062 atleti arrivati al traguardo entro le 3 ore del tempo massimo, che se aggiunti ai partecipanti della Family Run portano il numero dei runner totali a 2500, un risultato da incorniciare per una corsa all'esordio, alla quale hanno preso parte quasi 1 migliaio di donne. C'erano tante richieste e ne abbiamo lasciato a casa tantissimi, quindi direi che la prima edizione di questa maratonina è andata veramente bene, poi anche il sole oggi, quindi dopo ieri una giornata di pioggia, tutti i ragazzi che stavano preparando sia l'arrivo che la partenza, quindi diciamo che siamo soddisfatti. 10 lode, perché veramente, non lo dico perché ero qui come ospite, ma veramente è stata, come prima edizione sembrava già una gara collaudata da svariati anni. Io direi che poi io stavo in mezzo agli amatori, non è che stavo in testa, quindi stando più indietro posso dire veramente che è stata organizzata bene per tutti, non soltanto per, diciamo, i vincitori, i campioni. Percorso meraviglioso, completamente chiuso al traffico, un paesaggio stupendo, io mi giravo a guardarmi intorno perché veramente vi devo fare le mie congratulazioni, strade pulitissime, veramente bello, complimenti all'organizzazione che io ho trovato veramente perfetta. Ed il pieno di voti assegnato da Franca Fiacconi, unica donna italiana a conquistare la maratona di New York, si aggiunge all'analisi positiva di un altro grande della corsa, Gelindo Bordin, oro nella maratona Seul 88 in gara alla Treviso Half Marathon. Molto bene nella parte dei ristori, quindi nel servizio ai maratonetti, c'era acqua, io correndo dietro riesco a vedere anche se le organizzazioni sono brave fino in fondo, quindi c'era il rifornimento per tutti, le spugnaggi, quindi direi molto bene. Grande partecipazione, anche il pubblico ha risposto molto bene, quindi vedo un grande futuro per questa mezza. La mezza di Treviso ha valorizzato le bellezze di una città d'arte ed acqua con la Restera, il Sile, Borgo Cavour, solo per citare alcuni dei passaggi più spettacolari. È stato l'evento sportivo del territorio e a dimostrarlo sono stati i sindaci di Treviso, Villorba e Silea in gara assieme. Anche questa è una cosa bella, con i miei amici Silvano, sindaco di Silea, e Marco, sindaco di Villorba, abbiamo deciso anche noi di metterci in gioco ed è stata una cosa molto divertente e è anche stata molto apprezzata, devo dire, perché abbiamo corso insieme, è una bella distanza, ho visto c'era persone competitive che correvano su tempi importanti e c'erano le persone che come me l'hanno fatta così un po' per sfida nei confronti di se stesso, ma il clima era bellissimo, quindi devo dire che è partita in un modo bello e la città la sta accogliendo veramente in un modo molto molto positivo. Medaglie per tutti dal primo all'ultimo arrivato e grande entusiasmo, organizzazione e numeri. Però la Treviso Half Marathon ha offerto anche prestazioni tecniche di rilievo grazie ai keniani in testa fin dal primo chilometro, nonostante l'umidità che ha intaccato parzialmente il cronometro. Kiprop Limo ha chiuso in poco meno di 1 ora e 05, mentre fra le donne la connazionale Ellen Jepkurgat ha fatto segnare 1:13:40, preceduta soltanto da 5 uomini. It was almost a hard course, at the same time many corners, and the weather is very cold. The race was very organized and very nice. The nice course, flat, but this was the time to run this race, so we have not experienced the course very well. Primo fra gli italiani l'atleta di casa Simone Gobbo, specialista di mezze maratone. Per lui correre la mezza di Treviso è realizzare un sogno lungo una vita. A Treviso una mezza non c'era mai stata e finalmente l'hanno portata qui e speriamo che ogni anno cresca. Già è partita bene, quindi nasce con buoni auspici. Sono soddisfatto perché ho raggiunto il massimo che potevo fare oggi, un terzo posto qui a Treviso in casa,
e sono soddisfatto. All'interno dell'area Pio X sono stati accolti i runners prima e dopo l'evento. Numerosi i servizi a disposizione che hanno agevolato e permesso di gestire i grandi numeri della prima edizione. E dall'interno dell'adiacente auditorium si sono tenute le premiazioni generali. Fra le donne, al secondo posto e prima italiana è giunta Giovanna Pizzato, mentre al terzo Maria Righetti. Quarta l'azzurra Valentina Bernasconi. Il percorso è molto spettacolare perché veramente si toccano dei posti molto belli, molto anche un po' rustici, per cui è molto bello. La parte della restiera è molto affascinante. Certo non è facilissimo, no? Perché anche alla fine c'è quella strapettina, un po' di pavè, quindi comunque ci sono dei tratti un po' più difficoltosi che comunque insomma rendono questa gara ancora più bella. Tutto il percorso c'era sempre qualcuno e poi anche all'arrivo, in partenza, l'ho vissuta proprio bene, è stato proprio molto organizzato benissimo, mi sono trovata proprio bene. Salvatore non poteva far meglio di così, veramente, l'organizzazione è 10 lode, veramente ho sentito parlando con altri ragazzi ma anche tante persone che parlavano che hanno detto la stessa cosa. Io credo che oggi veramente Salvatore abbia curato dei particolari importanti per gli atleti, per questo spazio dove siamo adesso, insomma comunque bravo veramente. Salvatore Bettiol è la punta dell'iceberg e mente organizzativa del grande evento di Marca, ma è lui stesso a voler condividere gli onori con chi ha dato vita e reso grande la prima edizione della Treviso Half Marathon. Vorrei ringraziare proprio tutti, la protezione civile, la polizia, le autorità, i comuni, tutti, prendo tutti quanti perché a tutti assieme riusciamo a formare un bel gruppo per far sì che questa mezza maratonina diventi sempre più importante e il prossimo anno sarà una maratonina internazionale. Noi vorremmo portare tantissima gente anche dall'estero, interno della città di Treviso, in questo capoluogo sicuramente bellissimo. Poi lasciatemelo dire, lungo la restiera veramente è fantastico e già tantissimi atleti sono rimasti affascinati di questo percorso. Siamo orgogliosi di aver collaborato, ho sentito tutti contenti per il percorso, vuol dire che è stato indovinato tutto. Il tempo ci ha anche aiutato, anche se c'era per i runner un po' umido questa mattina, però è stata una bella festa. Aspettiamo tutti il prossimo anno. La corsa fatta così, per divertirsi, per stare insieme, è un elemento di grande cultura perché invece che allenatori diventiamo finalmente sportivi anche in Italia.